Una partita di calcio contro il razzismo è questa l'iniziativa che si è svolta qualche giorno fa a Cammarata. L'incontro è stato fatto tra le due rappresentative, quella della comunità alloggio dei minori stranieri non accompagnati Maria Ausollettrice Longo dello SPRAR di Cammarata e quella degli alunni dell'Istituto Archimede. Una giornata di integrazione vissuta grazie allo sport, dando anche la possibilità ai ragazzi di conoscersi tra di loro e confrontarsi anche per mezzo dell'attività agonistica, vivendo momenti di socializzazione. Un appuntamento che è arrivato alla sesta giornata contro il razzismo, che si inserisce all'interno di un progetto generale della scuola, di cittadinanza attiva, di interscambio tra la scuola e la comunità. I componenti stessi e gli studenti del liceo sono andati reciprocamente a visitare le strutture dove operano, capendo anche le problematiche di entrambi e cosa vuol dire emigrare. La partita si è svolta facendo due squadre miste, una tra i componenti della comunità e gli alunni dell'Archimede. Lo slogan scelto per l'evento è stato quello di stesso cuore e diverso colore. La nostra scuola, devo dire che ormai è da anni che si spende perché ci crede a favore di ogni forma di integrazione, di accoglienza e promuove anche lo spirito di solidarietà negli alunni. Devo dire che con questo progetto l'IPIA o meglio prima è cominciato come IPIA, oggi siamo da un po' di anni come Archimede. L'Archimede per i cambiamenti punta proprio questo, a trasmettere negli alunni, facendo anche delle esperienze concrete, i valori dell'accoglienza, dell'inclusione e dell'integrazione. È importante stare insieme, conoscersi per superare ogni forma di pregiudizio, ogni barriera. È un giorno importante per stare insieme ai ragazzi di colore e passare una giornata diversa. Grazie a questa giornata di oggi abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi ragazzi. Collaborare con l'Istituto Archimede in questi anni è stato molto fondamentale perché grazie alla scuola si vivono momenti di condivisione e di socializzazione e appunto la scuola è il luogo ideale per condividere questi momenti e di crescita. Questa è una giornata che abbiamo voluto, che abbiamo istituito proprio per sensibilizzare i ragazzi alla tolleranza. Abbiamo visto che all'interno della scuola, specialmente dopo la venuta dei ragazzi qui a Cammarata, nelle varie comunità, nella comunità Maria Ausiliatrice e in altri centri, abbiamo avvertito che c'era una particolare un atteggiamento poco consono a quello che era il rispetto dell'altro. E allora attraverso dei progetti con i docenti e con degli esperti abbiamo creato delle condizioni in cui i ragazzi stavano assieme con i ragazzi sia africani che di altre nazionalità e di altri continenti e per dare loro l'opportunità di capire quali erano le problematiche che vivevano queste ragazze e quali erano i motivi che hanno spinto ai ragazzi di fare una traversata in un mare partendo dal centro dell'Africa fino ad arrivare e attraversare il Mediterraneo con il rischio di perdere la vita. Cioè una persona che parte sapendo di perdere la vita vuol dire che ha un desiderio grandioso di giocarsi il tutto per cambiare la propria vita.